7 milioni di euro per aiutare i cittadini a rottamare le vecchie auto. Approvato ieri a Palazzo Balbi il bando 2023 della Regione che intende supportare i cittadini residenti in Veneto nella sostituzione dei vecchi mezzi inquinanti con nuove vetture a basso impatto ambientale. L'obiettivo è duplice: da una parte quello di migliorare la qualità dell'aria, dall'altro sostenere economicamente i cittadini delle fasce di reddito più basse. L'obiettivo è quello di dare una mano ai cittadini che fanno fatica a sostituire l'auto vecchia con l'auto nuova, e quindi per i redditi inferiori ai 50.000 euro c'è questa opportunità. Il contributo a fondo perduto potrà arrivare a un massimo di 8.400 euro e sarà definito dal valore di emissione dell'auto acquistata, che dovrà essere 6D o superiore, e dalla fascia di reddito del richiedente. È prevista infatti una tripartizione dei contributi erogati per redditi familiari ISEE fino a 25.000, 40.000 e 50.000 euro annui. Per presentare la domanda di interesse si avrà tempo dal 17 ottobre al 29 dicembre 2023, mentre l'acquisto della nuova vettura dovrà necessariamente concludersi entro il 27 maggio del prossimo anno. Tutti gli aggiornamenti sul bollettino ufficiale della Regione oppure contattando la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica.